Persegui sul filo dell'onda, Radio Nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi. Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica, duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci. Eccoci qua, buonasera a tutti e a tutte, benvenuti agli ascoltatori di Radio Nostra e benvenuti a un nuovo programma con Persegui, il programma dove le domande sono dolci come una pesca, ma col nocciolo bello duro. La nostra ospite di oggi è una donna che ha scelto di mettersi al servizio della comunità in più modi e su più fronti. Da oltre 10 anni è impegnata nella vita amministrativa del comune di Marcon, dove siede in consiglio comunale dal 2012, portando avanti battaglie legate alla trasparenza, ai diritti dei cittadini, alla sanità pubblica e alla qualità della vita del territorio. Accanto all'impegno politico c'è quello professionale nella polizia locale del Comune di Venezia, un lavoro che le permette di conoscere da vicino i problemi e le esigenze delle persone. E poi c'è una grande passione, lo sport. È infatti istruttrice e sparring partner di tennis, convinta che lo sport rappresenti uno straordinario strumento educativo di inclusione e di crescita per i giovani. Negli ultimi anni il suo nome è salito alla ribalta nazionale per una vicenda che ha fatto molto discutere durante una seduta del Consiglio Comunale. Ha ricordato un principio che per molti dovrebbe essere scontato, che la Costituzione italiana nasce dall'antifascismo. Queste parole hanno provocato una dura reazione da parte di alcuni esponenti della maggioranza, ma hanno anche suscitato una vasta solidarietà da parte del mondo democratico e antifascista, dall'ANPI fino ai vertici nazionali del Partito Democratico. Una vicenda che l'ha resa a suo malgrado il simbolo di una politica che non rinuncia alle proprie convinzioni e che continua a difendere i valori in cui crede. Questa sera parleremo con lei di politica locale e nazionale, di diritti, di partecipazione, di sport e anche del percorso personale che l'ha portata a impegnarsi così profondamente nella vita pubblica. È con noi a Persegui Margherita Lacchin. Buonasera Margherita. Buonasera a tutti e a tutte. Grazie anche per le belle parole di presentazione. Ok Margherita, partiamo da te. Chi te l'ha fatto fare? Scherzi a parte, qual è stata la scintilla, il momento preciso o la storia che ti ha spinto a dire basta guardare da fuori, voglio mettermi in gioco per Marcon? Ma diciamo che è stato un accumulo di esperienze, forse la scintilla vera e propria è nata tra i banchi di scuola, con le prime manifestazioni studentesche contro la riforma Moratti e Gelmini. E già da lì in realtà avevo iniziato un po' a capire che se tu non ti occupi di politica, poi è la politica che si occupa di te. E dopo, insomma, negli anni è diventato quasi un po' naturale occuparmi della mia città, no? Delle questioni anche a me più vicine. E anche per rispondere poi ad una domanda che risulta essere ancora oggi estremamente attuale, ovvero perché voi giovani non vi impegnate, perché non vi mettete a disposizione in campo per dare anche voi, no, energia nuova, e così ho fatto, e diciamo che ho continuato e sto continuando in questo percorso che alla fine poi si è trasformato in una grandissima passione.
Margherita, essere giovane, donna e fare politica d'opposizione richiede una bella dose di coraggio e tanta energia. Nei giorni no, quelli in cui le battaglie sembrano contro i mulini a vento, dove trovi la forza per andare avanti con il sorriso? Allora, partiamo dal presupposto che il sorriso non c'è sempre. Bisogna, è giusto dirlo, insomma, ci sono state, ci sono e continueranno ad esserci, come in tutte le cose, delle giornate no, dove la burocrazia, le polemiche, gli attacchi politici o anche personali mi hanno fatto pensare chi me l'ha fatto fare, no? Un po' quel senso di dire vabbè, ma faccio, mollo tutto e penso a me. Poi però, e devo dire che anche la più grande soddisfazione, ammetto, quando insomma sono per strada, devo fare la spesa oppure a casa ricevi un messaggino, una chiamata, qualcuno ti ferma e ti dice: "Ah, guarda che ti seguo, ho sentito quello che hai detto, mi piace questa proposta, hai fatto bene ad evidenziare questo problema." Ecco, quello è sicuramente, continua a essere il motore più importante, saper di riuscire a dare ogni tanto voce anche a chi voce magari non ce l'ha, e questo è anche un senso di responsabilità che sento dal primo giorno in cui siedo in quel consiglio comunale, e quindi quando ci sono quei giorni no, quando c'è un po' meno sorriso, o mi torna perché le persone mi danno una mano e mi danno forza, oppure perché anche comunque, ripeto, c'è una responsabilità che mi sono assunta e che intendo insomma portare avanti. Margherita, in Veneto si corre sempre a 1000, ma per una donna conciliare lavoro, vita privata e magari impegno politico è un'impresa titanica. Secondo te, qui a Marcon, cosa si potrebbe fare concretamente per alleggerire quanto questo carico e dare alle donne lo spazio che meritano? Ma utilizzerò una parola che è servizi. Vi faccio un esempio per essere concreta. A Marcon è stato realizzato un nuovo asilo nido grazie ai fondi del PNRR, e questa è un'ottima notizia. Però da soli gli edifici non bastano. Bisogna far sì che quel servizio sia davvero accessibile, sostenibile economicamente e anche compatibile con gli orari di chi lavora. E quindi soprattutto per noi amministratori, per i sindaci, gli assessori nei comuni, dare risposte concrete alle famiglie è l'esigenza primaria e principale. E il modo e lo strumento, tra virgolette, che noi abbiamo è quello di erogare servizi, migliorarli e da questo punto di vista indubbiamente sostenere la genitorialità, creare sempre più delle reti di supporto alle famiglie, investire negli asili nido, investire nei centri estivi. Adesso siamo entrati, no, nella stagione estiva ed è di qualche giorno fa anche, no, un report dove veniva indicato che negli ultimi 3 anni c'è stato un aumento dei costi per le famiglie di oltre il 27% per quanto riguarda i centri estivi. Allora, noi riusciamo a creare dei servizi che vanno incontro a quelle che sono le esigenze della famiglia moderna, dove uomini e donne lavorano per potersi mantenere, per poter essere anche riconosciuti dignitosamente, insomma, ecco che allora probabilmente anche un piccolo comune, una realtà come la mia, Marcon, starà facendo un passo in avanti per far sì che anche noi donne riusciamo a conciliare indubbiamente quello che è il rapporto tra lavoro e vita familiare. Margherita, il tema della violenza di genere ci tocca tutti da vicino, insomma i fatti di cronaca anche di questi giorni ci hanno toccato e ci hanno scosso.
E infatti spesso si parla dei massimi sistemi, ma se dovessimo partire dal basso, dalle nostre scuole, dai nostri quartieri, come possiamo far sì che la comunità arrivi a fare prevenzione? Beh, come si dice in questi casi, la risposta è nella domanda? Cioè la prevenzione si fa ogni giorno. Si fa in primis nelle scuole, educando al rispetto, al consenso, alle relazioni sane, si fa costruendo una rete sana tra istituzioni, associazioni, famiglie e cittadini, che possa essere in grado di riconoscere, io credo anche, quelle forme di disagio che si iniziano magari a formare prima che sia troppo tardi. E poi un altro aspetto, indubbiamente, oltre diciamo all'ambito educativo e culturale, investendo sull'autonomia economica di noi donne, perché una donna indipendente è una donna più libera e più forte. E quindi la violenza di genere, se viene assunto non come un problema singolo per noi donne, ma come un problema che deve investire ed essere affrontato da tutta la comunità, ecco allora che probabilmente anche qui riusciremo a fare un passo in avanti per costruire una società più sana e più giusta, dove quelle affermazioni anche di qualche delle ultime ore non trovano nemmeno, non solo casa, ma non possono nemmeno essere pensate, ecco. Parliamo di salute, un tema che scotta. Ormai per una visita medica si aspettano mesi e si è costretti ad andare dal privato, se si hanno i soldi però. Nel nostro territorio quanto si sente questo problema e come si fa a difendere l'idea di curarsi sia un diritto di tutti? Ma anche qui probabilmente bisogna partire da quella che è il nostro, diciamo, motore, no? La nostra stella polare, che è la Costituzione. E guardate, e l'ho sempre detto, l'articolo 32 è uno degli articoli più belli, perché è quello con il quale lo Stato sostanzialmente ha voluto sancire con ciascuno di noi un patto bellissimo, ovvero che a prescindere da chi tu sia, da quella che è la tua condizione economica sociale, da come tu la pensi, tu puoi essere tranquillamente curato. Ora, oggi purtroppo non solo c'è la percezione, ma è diventata, ahimè, anche una realtà quotidiana, che chi può permettersi di pagare riceve le cure e magari anche in tempi più brevi, chi invece non può permetterselo perché i soldi non li ha, rinuncia alle cure. Ora, anche qua in Veneto il problema è un problema estremamente sentito, è un problema anche strutturale, perché mancano i medici, mancano gli infermieri, mancano gli operatori sociosanitari, e quindi provare ad investire e invertire il trend per quanto riguarda il finanziamento sulla sanità pubblica, questo sarebbe un primo importante passo per provare ad intervenire su questo che è un problema sempre più strutturale. Dall'altra, anche qui esempi concreti e recenti, case di comunità che investono noi comuni sono state realizzate, ed è questione insomma ad esempio a Marcon di giorni, dovrebbero diventare operative ed aprire queste nuove case di comunità che nell'idea iniziale attraverso i fondi del PNRR dovevano rilanciare la sanità territoriale. Ora saranno dei momenti bellissimi di inaugurazione di taglio nastri, c'è però una questione grande come una casa su chi lavorerà dentro a quelle case e quali servizi saranno presenti. Qualche giorno fa il governo ha affossato la riforma Schillaci. C'è una confusione enorme e anche questo tema rischia di ricadere sulle amministrazioni, sui sindaci, sugli assessori, perché il rischio è che si trasformi la casa di comunità in un distretto sociosanitario un po' più grande con dei muri più belli, però non andrà a risolvere il problema. Cosa possono fare i comuni? Io credo che chiedere costantemente incontri alla regione, al distretto ULS, un confronto con l'azienda per capire come trovare delle soluzioni, perché oggi soluzioni non ce ne sono.
Quindi se noi non ci mettiamo nella logica per cui, a prescindere dalle differenze politiche che possono esserci, noi dobbiamo dare una risposta ai nostri concittadini e quindi dobbiamo aprire tavoli di confronto, dobbiamo aprire le porte davvero delle istituzioni tutte, in tutti i vari livelli, oppure rischiamo anche qui di perdere una grande occasione e rischiamo soprattutto che quell'articolo in Costituzione rimanga un bellissimo scritto e dopo non trovi alcuna applicazione. Margherita, il Veneto è da sempre una terra di lavoratori, ma abbiamo scoperto anche di forte precariato. Ci sono tanti giovani che pur lavorando faticano ad arrivare a fine mese o che non trovano una casa a un prezzo congruo. Tu che sei in consiglio comunale, cosa pensi si possa fare a livello locale per difendere il lavoro di qualità e il diritto all'abitare? Beh, allora, per quanto riguarda il lavoro, credo che il comune sotto questo aspetto possa dare un buon esempio, ovvero nel caso degli appalti pubblici, ad esempio, premiare chi garantisce un lavoro sicuro con dei contratti dignitosi. Questo secondo me è il primo aspetto ed è quello anche che, diciamocelo, concretamente può fare un comune. Sul tema della casa, che anche qui, ahimè, è una questione ed è un problema che sta coinvolgendo in maniera fortissima la nostra regione, anche il nostro territorio veneziano, noi dobbiamo, credo come amministrazioni, provare innanzitutto a recuperare tutti quelli che sono gli alloggi sfitti comunali, rigenerarli, rimetterli sul mercato, calmierare i prezzi degli affitti e perché no, promuovere anche delle esperienze di housing sociale che in qualche modo esistono già alcuni esempi, alcune best practice, come si dice, no? In molti casi positive non solo nel nostro paese ma anche nel resto del continente. E questo lo dico perché da, diciamo, insomma, amministratrice giovane, uno degli obiettivi, una delle grandi ambizioni alla luce anche dei numeri che coinvolgono questa nostra regione è quella di riuscire a costruire delle comunità dove un giovane abbia il diritto di scegliere di restare nel territorio in cui è cresciuto e magari si è anche formato da un punto di vista educativo e non essere obbligato ad andarsene perché o non trova prospettive future o perché non riesce a trovare una casa. La scuola è il cuore di ogni comunità, ma tra calo di nascite e tagli di servizi come le mense, i trasporti diventano sempre più cari. Come si fa a garantire a Marcon una scuola che includa tutti e che non lasci indietro i ragazzi che fanno più fatica? No, allora, partendo dal presupposto che la scuola è la prima forma e strumento di emancipazione sociale. Anche qui la parola d'ordine è servizi. Perché noi sappiamo ovviamente che da un punto di vista puramente, diciamo, di struttura scolastica il comune ha poca, diciamo, competenza. Dall'altra può, per quanto riguarda strutture ed edifici, realizzarne dei nuovi oppure efficientare e manutentare quelli che sono già esistenti, ma dall'altra soprattutto anche qui aiutare in quell'erogazione di servizi a corollario le famiglie affinché si facilitino i giovani, i propri figli a non solo raggiungere la scuola e quindi attraverso trasporti efficienti, ad esempio poter garantire anche a dei prezzi calmierati a seconda di quelle che sono magari gli ISEE familiari, le mense scolastiche, piuttosto che realizzare anche dei luoghi dove i nostri giovani ragazzi e ragazze possano incontrarsi, studiare insieme e socializzare. Ecco, questo io credo sia un po' anche qua una linea guida, no? Servizi, è il grande mantra ed è forse probabilmente anche la grande sfida delle amministrazioni tutte, a prescindere, ripeto, dal colore politico che noi avremo da qui ai prossimi decenni.
perché attraverso il PNRR, ad esempio, si è dato ampio respiro per quanto riguarda gli investimenti e quindi la realizzazione di edifici destinati a diverse cose. Dall'altra, ora la grande sfida è capire come ripensare i servizi alle persone in tutta la sfera, e quindi partendo dai più piccolini, arrivando poi anche agli anziani. Margherita, in tempi così difficili a livello mondiale, parlare di pace nei nostri paesi sembra quasi un esercizio astratto, no? Eppure la cultura dell'accoglienza e della solidarietà parte proprio da noi, in primis. Secondo te, come può una realtà come Marcon lanciare un messaggio forte di pace nel suo territorio? Eh, bella domanda. Mettiamola così, la pace non è un concetto astratto, ma è una pratica quotidiana. No, l'hai detto tu bene, Davide. Io credo che cominci innanzitutto dal linguaggio che utilizziamo, dal rispetto con cui affrontiamo le differenze e a volte anche dalla capacità che abbiamo di ascoltare prima ancora di giudicare. E quindi se noi favoriamo il dialogo tra le persone e combattiamo i pregiudizi e insegniamo anche, no, che le differenze non costituiscono una minaccia, ma possono essere una grande ricchezza, ecco allora che se in tutto questo Marcon riesce ad essere una comunità che include, che ascolta, che non alimenta le paure e le differenze, probabilmente starà già dando anche un grande messaggio di pace molto forte in questi tempi difficili. Marcon non vive sotto una campana di vetro. Siamo dentro una città metropolitana di Venezia. Il rischio però è che i comuni più piccoli vengano messi in ombra dal capoluogo. Come facciamo a far valere la nostra voce sui trasporti, l'ambiente in questo grande sistema metropolitano? Cosa manca? Ma allora, la dico così, non possiamo limitarci a partecipare, no? A essere contenti di partecipare e basta. Noi dobbiamo essere protagonisti. Cioè dobbiamo avviare una stagione di protagonismo anche da parte di quei comuni e città, no, della cintura metropolitana, portando quindi le grandi questioni che investono i nostri territori, che sono strettamente connessi anche alle scelte che la città capoluogo e quindi Venezia fa, per provare insieme a trovare delle soluzioni. E quali sono le sfide? Perché guardate, le sfide di Marconi, io immagino saranno sfide simili a quelle di Caorle, San Donà, Guaro, Chioggia, Mirano, eccetera, eccetera. E riguardano mobilità, ambiente, sicurezza, servizi, messa in sicurezza del territorio alla luce dei cambiamenti climatici, opportunità per i giovani, il tema della casa, il lavoro, cioè sono in qualche modo dovunque tu ti sposti, più o meno quelle, no, sono le richieste, magari con una voce più vicina ad un qualcosa, penso al turismo per i comuni, no, del litorale, piuttosto che la mobilità in altri comuni, no, di passaggio. Per cui ecco che se noi proviamo a portare sul tavolo della discussione, rendendoci protagonisti e non sentendoci noi subalterni, ecco che forse anche qui potremmo provare insieme, mettendo a sistema, no? L'unione fa la forza, ecco, se lo mettessimo in pratica realmente attraverso il dialogo e il confronto, forse anche qui potremo avere un peso maggiore, capendo che Venezia è importante per noi tanto quanto siamo importanti noi per Venezia, ecco, la dico così. Margherita, mi hai fatto venire in mente con la parola protagonismo, insomma, un modo per introdurre anche la prossima domanda, l'ultima che ti faremo io e Roberto, poi c'è la conclusione del Gian, però questa è un po' più politica. Il mandato della segreteria metropolitana del PD sta scadendo e il congresso è alle porte. Da donna di sinistra che ci mette la faccia ogni giorno, non credi sia giunto il momento per una svolta? E che effetto ti farebbe vedere
una segretaria donna alla guida del PD veneziano. Cosa ti senti di dire con franchezza al tuo partito? Bah, anche alla luce, insomma, un po' di quello che è stato il risultato di Venezia, io la dico così, è necessario cambiare passo e per farlo non bisogna partire dai nomi o dagli equilibri interni. Parto anche da questa consapevolezza. Noi, io credo, dobbiamo porci un altro tipo di domanda, ovvero come può il nostro partito e quindi la nostra comunità tornare ad essere utile alle persone per migliorare la loro qualità della vita. È una domanda estremamente semplice, però allo stesso modo complessa nel trovare la risposta. E io credo che la fase congressuale che si è aperta dovrà essere l'occasione di discutere di idee, di visioni, di futuro, tornare a parlare dei problemi, continuare anche a tornare a parlare dei problemi reali delle persone, sapendo che tutto ciò non può essere mai relegato solo ad una stagione elettorale, ma deve essere seguita prima anche da una campagna di radicamento e di confronto e di ascolto costante. Ora, capisco anche che probabilmente la questione sia ancora più profonda, perché poi se io guardo sì il mio partito, però guardo anche a quello che sta succedendo nel resto del paese e del mondo e alla luce del risultato anche dell'ultimo referendum, parto da un altro tipo di consapevolezza, ovvero che le persone probabilmente non si mobilitano quando tu ti metti insieme come somma di sigle o comitati elettorali, ma iniziano a mobilitarsi quando si sentono parte di una storia collettiva. E quindi quando vedono che tu stai dando una direzione, una prospettiva futura, no? Dove loro si possono sentire partecipi e possano anche riconoscersi. Per costruire tutto questo sarà importante il congresso, ma sarà importante anche tanto altro. E credo che sarà anche importante recuperare ed avere forse due qualità che ogni tanto la politica e forse anche ogni tanto noi, mi ci metto anch'io in mezzo, ogni tanto dimentichiamo. E sono due parole semplicissime: empatia ed umiltà. L'empatia è per capire davvero quelle che sono le preoccupazioni delle persone e quali siano anche le loro speranze. E l'umiltà di sapere a volte ascoltare prima di parlare e l'umiltà di non pensare di avere sempre la soluzione a tutti i problemi. E quindi dico al mio partito: torniamo nei quartieri, nelle associazioni, nei luoghi del lavoro, cerchiamo di ascoltare molto più quello che le persone hanno da dirci, meno noi stessi, proviamo a parlare di più con la città che c'è e che esiste, un po' meno con quelle città che immaginiamo e vorremmo, perché la credibilità di un partito e di una proposta politica non si può costruire solo ed esclusivamente o durante una fase congressuale o durante un'elezione. Si deve costruire molto più prima. E alla luce di questo poi seguiranno delle scelte rispetto anche alle persone che dovranno portare avanti questo tipo di percorso. Indubbiamente da donna e con orgoglio anche riconoscendo che abbiamo una donna a livello nazionale segretaria del nostro partito, auspico che il valore che noi donne riusciamo a portare in più rispetto forse ad un'attitudine, a delle sensibilità, possa continuare ad essere valorizzato e consapevole che facciamo parte tutti quanti insieme di una comunità che deve avere, ripeto, l'ambizione di cambiare la società e migliorare la vita delle persone e non di vincere solo ed esclusivamente questa o quella elezione, questo o quel congresso. L'ambizione è più grande, almeno io auspico e faccio un po' e vengo mossa nella mia passione politica seguendo questa speranza, questo sogno, ecco.
Bene, passiamo prima di passare però all'ultima domanda, avrei una domanda anch'io da passare all'insaputa dei miei conduttori. Visto la tua esperienza anche sportiva, negli ultimi anni il tennis italiano sta vivendo una stagione straordinaria con risultati che fino a poco tempo fa sembravano impensabili. Da istruttrice di tennis, secondo te qual è il segreto di questo successo e soprattutto per entrare anche nell'ambito territoriale, cosa possono fare concretamente i comuni per trasformare questi grandi esempi sportivi in opportunità per i ragazzi? Ma guarda, questo sport, il tennis, ha vissuto grandi momenti di up and down e credo che la soluzione che ha portato la federazione ma non solo negli ultimi anni, direi che anche nei decenni, è stata quella del radicarsi maggiormente e del portare il tennis non solo in tutte le varie comunità, no, nei comuni, ma realmente anche nelle scuole. Io ho partecipato ad un progetto, Racchette di classe, dove noi maestri andavamo a scuola, nelle scuole elementari e medie, facevamo conoscere questo sport e farlo conoscere soprattutto in quella che è la sua essenza principale, che è quella che ti deve muovere, che probabilmente anche per ricollegarmi alla seconda parte della tua domanda, Gianluigi, il tennis è un gioco, ti devi divertire e deve essere una passione. E allora se noi anche questi grandi esempi che stiamo avendo con insomma Sinner, massimo esponente, ma ora insomma ne abbiamo tantissimi altri, partendo anche qui dalle donne che avevano iniziato a raggiungere dei risultati straordinari con la Schiavone, la Vinci, la Pennetta, per cui anche lì c'è stato un motore, lasciatemelo dire, che con orgoglio è partito da noi donne tenniste. Se noi riusciamo ad unire questa idea che tu puoi praticare uno sport, che è un gioco, che è una passione, che è una forma di divertimento, ovunque tu sia, e quindi radichi, no, quell'esempio in ciascuna comunità, ecco allora che naturalmente si amplia la platea ed ecco allora che possono emergere i grandi talenti, ma soprattutto tu stai portando degli esempi di educazione, emancipazione, socializzazione straordinari che aiutano le comunità, che portano i giovani a conoscere nuove realtà, nuove persone. Io sono ancora in contatto con un vecchio maestro dell'Abruzzo ed è bellissimo perché continui a confrontarti su delle realtà diverse. Quindi questo, portare quello che era uno sport che sembrava molto elitario e chiuso, aprirlo, portarlo ovunque, farlo praticare e farlo diventare una bellissima passione e gioco, e lo sport deve continuare ad essere innanzitutto questo. Poi ci sono i grandi talenti, ma soprattutto noi dobbiamo avere tante persone che si approcciano e si divertono quando giocano. Bene, adesso passiamo alla domanda istituzionale di Perseghi, che è sempre l'ultima che facciamo a tutti i nostri ospiti. C'è un gesto semplice, concreto, che ogni cittadino potrebbe iniziare a fare già da domani per migliorare il proprio territorio? Madonna, domandona questa. Ma io passo sempre da quello che è il comportamento quotidiano, ovvero se a pensare un po' meno ciascuno per noi stessi, ma dedicare 5 minuti anche alla tua di comunità, che può essere spazzolo il vialetto di casa dalle foglie, piuttosto che mi interesso di una determinata questione, mi metto in gioco e anch'io voglio partecipare, perché no, a dei percorsi politici, fino poi a giungere a mettersi realmente a disposizione nei propri comuni, magari candidandosi. Ecco che tutti questi piccoli gesti, a seconda di quelle che sono le disponibilità di tempo, piuttosto che anche di contenuti, no, e di competenze, probabilmente aiutano ad uscire da questa idea estremamente individualista che abbiamo della società e a costruire delle comunità migliori.
Bene, grazie a Margherita Lacchin per essere venuta qui a Grazie a Perseghi, voi. grazie a Davide, grazie a Roberto. Vi diamo appuntamento Grazie. alle prossime puntate, sempre allerta, cliccate, iscrivetevi sul canale di Radio Nostra così sapete quando mettiamo in onda i servizi. Alla prossima puntata e vai con la sigla finale. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Perseghi sul filo dell'onda, Radio Nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi. Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Perseghi, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Perseghi, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci, entrano i grandi discorsi, tra promesse e numeri corsi, ma nel piatto restano i fatti e le frasi che scappano a tratti. Come mai che non molla la presa? Chi ci guadagna? Domanda sospesa. Ogni ospite sente il calore di una pesca matura al sapore. Perseghi, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Perseghi, se ti siedi alla sua tavola non c'è scusa che si salva qui su Radio Nostra. Eccoci. Tra una risata e un imbarazzo scivola via ogni velo di ghiaccio. E se una frase rimane strozzata, Perseghi torna, la serve tagliata. Perseghi, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Perseghi, una fetta di verità che ti resta in gola e sa di Radio Nostra. Eccoci qua.